La Sicilia resta indietro, in arancione l'economia piange mentre fioccano le multe per il non rispetto delle norme anti-Covid. Lo sport merita rispetto, protesta anche ad Agrigento, flash mob contro gli incendi dolosi che devastano l'ambiente. Torna a casa il peschereccio mitragliato da una motovedetta libica, a bordo i 7 uomini dell'equipaggio, compreso il comandante, rimasto lievemente ferito. Antonio Marotta, eletto presidente dell'ADAS, Patrizia Carlozzo entra a far parte dell'associazione Cesarine Migliori Cuochi Italiani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Lo sport merita rispetto, lo slogan ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, che sta unendo l'Italia, approda anche ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un evento oggi, una manifestazione per protestare contro il lockdown, contro il fermo di tutte le attività sportive. Ecco, quali gli obiettivi e quali scopi e risultati pensate di ottenere? Sì, questa è un'iniziativa che è partita dall'ASI nazionale e che il Comitato regionale Sicilia ha sposato e condiviso appieno. Infatti questa è la terza tappa. La prima tappa è stata fatta a Catania, Alcamo e adesso siamo qui a Agrigento con il presidente provinciale Mario Cucchiara, con le sue associazioni. Oggi abbiamo una delegazione perché vogliamo dare voce a loro, allo sport vivo, allo sport vissuto. Sport che in questo periodo, come ben sappiamo, è stato poco attenzionato, per meglio dire dimenticato. E componente sport che noi riteniamo fondamentale per la crescita psicologica, fisica e anche sociale, culturale dei nostri ragazzi, ma anche per il vivere bene degli adulti. Quindi siamo qui a chiedere rispetto per poter così ripartire comunque una ripartenza in sicurezza. Sicurezza che ogni associazione, ogni palestra, ogni componente sportiva ha attuato nell'autunno per poi essere richiusi. Quindi il rispetto per noi significa questo, avere rispetto delle nostre società. Adesso vogliamo dare voce a loro. Qui abbiamo una delegazione di alcune delle società che sono affiliate ad Agrigento. Quindi vogliamo dare voce a loro per avere rispetto in modo che loro possano sicuramente dare voce alle loro esigenze. Oggi siamo qui in questo flash mob per manifestare il dissenso da parte delle società sportive che da gennaio non ricevono i giusti contributi per sostenere le spese degli affitti. Se è vero che Spadafora, l'ex ministro, aveva dato dei sussidi fino a dicembre, sono solo serviti per pagare appunto gli affitti e quindi le associazioni che rischiano di non aprire. La riapertura dovrebbe essere per il 1° giugno, ma non serve perché con l'arrivo dell'estate le palestre, chi non ha spazi all'esterno rischia di chiudere. È anche vero, bisogna dire che hanno dato dei sussidi agli istruttori, però gli istruttori si ritroveranno senza datore di lavoro perché se non verranno dati i giusti contributi alle associazioni rimarranno senza lavoro. Che recriminiamo le riaperture delle palestre, sono stati insieme alla ristorazione e al turismo quelli condannati a rimanere chiusi per tutto questo lockdown e questa pandemia. Quindi chiediamo con insistenza la riapertura delle palestre, anche della ristorazione, ma soprattutto delle palestre e dell'attività sportiva in genere. Oggi siamo qui così, insomma, per protestare in maniera sempre pacifica, assolutamente, contro i nostri doveri, i nostri diritti, insomma, lo sport proprio è stato messo all'ultimo posto come tanti altri settori, per cui insomma chiediamo naturalmente di essere un po' più tutelati naturalmente ed essere aiutati, perché no, anche dallo Stato, che siamo completamente abbandonati. Noi come associazione comunale non possiamo far altro che essere solidali sicuramente e stiamo cercando nelle varie difficoltà che ci sono di dare una mano. Ecco, stiamo pensando ad una ripresa delle attività sportive quanto prima e vedere un attimino anche con i nostri impianti di renderli fruibili prima possibile. Imprese messe in ginocchio dalla pandemia. L'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto, attuale consigliere d'opposizione, presenta un'interrogazione al sindaco Franco Miciche sui fondi che darebbero una boccata d'ossigeno agli esercenti. Vediamo.
Che fine hanno fatto le risorse destinate alle imprese cittadine per 1.657.000 euro che a fine 2020 dovevano essere redistribuiti agli esercenti stessi? E quando si chiede l'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto, la crisi economica profonda determinata dalla pandemia da Covid-19 ha indiscutibilmente modificato le prospettive economiche della città di Agrigento, producendo per le imprese in crisi di liquidità solo in parte derivante dalla chiusura obbligatoria delle attività. Diverse per Firetto sono stati i settori produttivi in profonda difficoltà, in conseguenza del lento riavvio produttivo e commerciale, ancora lontano dall'essere pieno e minimamente sufficiente. Il Covid-19 e la sua pandemia, il blocco economico delle attività avranno effetti rilevanti sulle tendenze economiche in atto nella città, con conseguente necessaria contrazione dell'attività economica a partire dal settore trasporti, turismo e commercio. In questa direzione si chiede l'ex sindaco Firetto, ci domandiamo e domandiamo che fine hanno fatto le risorse che con Argento Urbana avevamo destinato alle attività produttive della città. Su richiesta della Regione avevamo accolto l'invito a inserire la somma di 1.657.000 euro in un bando che avrebbe ridistribuito questa somma agli esercenti agrigentini verso la fine del 2020. Esattamente l'azione 3.1.1 destinata a sostenere il capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese. Cosa sta facendo, si chiede Firetto, l'amministrazione del sindaco Miccichè e come lo sta facendo per recuperare urgentemente questi fondi e offrire un ristoro seppur modesto alle nostre imprese agrigentine. Covid in Italia prevale il giallo, ma per la Sicilia si prospetta ancora la zona arancione. Lello Casesa. La buona notizia è che sono cominciate nelle piccole isole della Sicilia le vaccinazioni per tutti, a cominciare dai 18 anni, per renderle Covid-free al più presto e poter iniziare la stagione turistica. La notizia negativa è che invece la Sicilia rimarrà ancora zona arancione, con la tenaglia economica che continua a soffocare l'economia. La nuova ordinanza firmata Speranza ha decretato la conferma del colore arancione sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Nelle regioni ci sono infatti 22 comuni in zona rossa ed è a causa di questi che l'indice schizza verso il colore arancione. Le associazioni dei commercianti ed in parte la classe politica premevano per colorare di giallo l'isola, considerato che gli indicatori sembravano consentirlo, ma il passaggio da una zona a quella migliore, come descritto dalle disposizioni del CTS, deve avvenire dopo 2 settimane di numeri positivi. Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, alza la voce sostenendo che il prolungamento in arancione sancisce il fallimento della strategia del governo regionale sia per la gestione della campagna vaccinale, che ancora la colloca all'ultimo posto in Italia nel rapporto tra vaccini consegnati e somministrati, sia nelle misure studiate per la ripresa delle attività economiche e soprattutto per l'azienda della ristorazione e del turismo, le più colpite da un'altra settimana di permanenza in zona arancione, e su cui bisognerebbe aprire anche il capitolo che riguarda i sostegni del tutto insufficienti alle perdite subite. Tutto questo mentre sono iniziate le vaccinazioni nelle isole Eolie e da lunedì inizieranno a Lampedusa e Linosa, per continuare nelle Egadi a Pantelleria. Calano i nuovi positivi al Covid, che sono 603 su 25.740 tamponi processati. La Sicilia è nona, dunque, per numero di contagi giornalieri. Proseguono i controlli anti-Covid predisposti dal questore di Agrigento Rosa Maria Irace. A Porto Empedocle nella serata di ieri gli uomini del commissariato frontiera notavano più persone intente a pescare. Dai controlli emergeva che tra i soggetti vi erano persone già sanzionate per la normativa anti-Covid e pertanto venivano ulteriormente sanzionate perché trovate a circolare oltre l'orario consentito. Durante un altro controllo un cittadino favarese veniva trovato a circolare senza un lecito motivo a Porto Empedocle. Un comune diverso dal proprio di residenza veniva anch'egli sanzionato. E ad Agrigento, a seguito di una telefonata al 112, i poliziotti della squadra volanti hanno sorpreso e multato di 400 euro ciascuno 8 giovani agrigentini sorpresi in assembramento innanzi a un locale pubblico in via Atenea. Numerosi altri, almeno una trentina, si sono dileguati appena giunti gli agenti sul posto. Ed adesso il report settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamo.
Siamo alla prima settimana di maggio e vediamo un po' la situazione pandemica nella nostra provincia. Guardiamo sempre il mitico Pariderma che continua a scendere, pur mantenendo ancora circa 1300 positivi nella nostra provincia, che sono un numero ancora alto, però rispetto alla settimana scorsa siamo riusciti a scendere di 200 persone che sono in meno positive. Comunque da questo si capisce che la circolazione del virus c'è ancora. La situazione degli ospedali è un po' altalenante, anche se si vedono i segni di miglioramento, perché noi continuano a scendere ad Agrigento in medicina i pazienti in medicina, quindi ricoveri ordinari, da 39 siamo a 35. La rianimazione invece cresce, nell'ospedale di Agrigento abbiamo 4 persone in rianimazione, sono 3 col casco e 1 intubata. Mentre invece a Ribera abbiamo 9 pazienti in medicina Covid, 5 pazienti in subintensiva Covid e non abbiamo nessuno in rianimazione Covid. Quindi lato Sciacca Ribera la rianimazione per fortuna si è svuotata. Su Sciacca abbiamo invece un discorso un po' diverso, perché vi dicevo non abbiamo nessuno in rianimazione, quindi questa rianimazione viene restituita ai no Covid, quindi l'ospedale di Sciacca da adesso può partire per tutte le attività ordinarie per i pazienti non Covid e questo è un consentire di riferirvi che è un bel risultato. Lo stesso si dice per quanto riguarda la medicina, abbiamo solo 2 pazienti, aspettiamo che possono essere dimissibili e siamo proprio nella fase finale perché hanno già fatto un primo test ed è negativo. Quindi se viene confermata alle 24 ore noi riusciremo anche qua a liberare la medicina di Sciacca e restituirla al territorio come medicina no Covid. Capite che è un bel risultato per la comunità della zona di Sciacca, Ribera, per tutta quella zona di Agrigento, l'ex Agrigento 2. Abbiamo ancora 3 pazienti in subintensiva, anche questi andranno ad esaurimento e quindi potremo liberare l'ospedale di Sciacca per far sì che venga restituito ai pazienti no Covid. Occupiamo, come vi dicevo le volte precedenti, la maggior parte del nostro intervento per darvi qualche notizia sui vaccini. Noi abbiamo siamo quasi arrivati a 90.000 vaccinati con la prima dose, quindi nella nostra provincia quasi il 25% della popolazione ha avuto già la prima dose, altri 35.000 hanno avuto anche la seconda, abbiamo un totale complessivo di 125.518 dosi di vaccino. Vi vorrei però anche rappresentare un po' l'andamento delle vaccinazioni. Le vaccinazioni hanno avuto un incremento abbastanza significativo per quello che concerne i periodi degli open ai nostri punti vaccinali. Abbiamo raggiunto anche una punta di 3.226 vaccinazioni il 30 aprile, siamo alla vigilia del 1° maggio e in quei giorni prima, dal 27 fino al 2 maggio, noi abbiamo avuto da 2.700 a 3.200 vaccini al giorno, che è un bel risultato per la nostra provincia. Purtroppo vi devo dire che a seguire siamo tornati ai 1.700-1.600 del 5 maggio, che sono invece dati che non sono soddisfacenti per la nostra provincia. Questo cosa significa? Significa che il Pfizer è riservato alla popolazione fragile, agli over 80, alle persone con patologie e quindi abbiamo delle dosi contingentate, mentre invece per quanto riguarda l'AstraZeneca i numeri giornalieri variano dai 180 ai 200 vaccini al giorno, perché ancora purtroppo esiste una diffidenza nei confronti di un vaccino che è assolutamente sicuro. Ora capite bene che noi abbiamo una grossa scorta di AstraZeneca, siamo invece contingentati per quanto riguarda il Pfizer e se non riusciamo a invertire questa tendenza noi avremo dei numeri che non sono significativamente importanti. Anche perché le novità che noi abbiamo oggi è che si è riaperta la vaccinazione open dai 50 anni in su per l'AstraZeneca e quindi potremmo incrementare il numero di vaccini. Quindi il messaggio quale vuole essere? Quello di fare in modo che ci convinciamo noi stessi
sull'importanza della vaccinazione. Il nostro governo nazionale sta spingendo per questo, sapete che dalla prossima settimana dovremmo pian piano riaprire, sapete che dovremmo organizzarci per darvi il pass per le persone vaccinate, tutti strumenti che ci consentiranno di poter accedere ai cinema, ai teatri, ai musei, poter viaggiare, poter ripartire per le vacanze. Ed è questa la cosa che secondo me tutti noi ci aspettiamo, perché l'anno che è passato è stato un anno pesante, quindi la cosa importante che mi sento di raccomandarvi, ma lo farò anche nelle puntate successive, è quello di convincerci tutti che i vaccini sono sicuri, sono stati approvati da tutte le nostre autorità regolatorie e quindi ci consentono di poter essere coscientemente sicuri che questa è l'unica arma per poter finalmente essere liberi. A seguito della rimozione del direttore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Salvatore Iacolino, disposta dal direttore generale Lucio Ficarra, il presidente della Commissione regionale salute Margherita La Roccaruvolo ha convocato mercoledì prossimo 12 maggio gli stessi Ficarra e Iacolino e i vertici dell'assessorato regionale alla salute per dibattere e approfondire quanto avvenuto. Prima firmataria dell'accolta richiesta di audizione in commissione è Daniela Ternullo, deputata di Forza Italia, che l'ha sottoscritta insieme ad altri 6 deputati della maggioranza. Nel frattempo il Partito Democratico ha presentato una interrogazione all'assessore a interim Musumeci e ai vertici dirigenziali dell'assessorato alla salute e il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'accesso agli atti. Mazara del Vallo, torna a casa il peschereccio mitragliato da una motovedetta libica. L'Aliseo è l'ennesima imbarcazione mazzarese costretta a subire brutali violenze in mare. C'è il servizio. Ha attraccato al porto di Mazara del Vallo alle 7:49 il peschereccio Aliseo mitragliato dalla Guardia Costiera libica 2 giorni fa. Sul ponte il comandante Giuseppe Giacalone con la testa fasciata. Giacalone è rimasto ferito dalle schegge dei vetri andati in frantumi dopo i colpi di proiettili esplosi dei libici. Giacalone è stato anche ferito di striscio a un braccio. Ad accogliere in banchina l'equipaggio, oltre al sindaco Salvatore Quinci, il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, salito tra l'altro a bordo della motovedetta della Guardia Costiera per salutare i marittimi prima ancora del loro arrivo in porto, ed in ultimo i familiari dei 7 uomini d'equipaggio. Tra di loro anche la moglie del comandante Giuseppe Giacalone, Nuccia, e il figlio Alessandro, armatore dell'imbarcazione. Il capitano dell'Aliseo ha una benda in testa e una maglietta sporca di sangue a causa delle ferite provocate dalle schegge del finestrino della cabina, mandato in frantumi dai colpi di mitraglia sparati dai militari libici. In porto anche carabinieri della Scientifica di Trapani che saliranno a bordo per una serie di rilievi dopo che la Procura di Roma, competente per i reati commessi all'estero, ha aperto un fascicolo sull'assalto da parte della motovedetta libica, delegando le indagini alla Rossa. Tra le autorità è presente a rappresentanza del governo regionale anche l'assessore alla pesca Toni Scilla. La situazione va risolta e definitivamente. Certo la soluzione non può essere quella proposta dal ministro Di Maio, che per risolvere la questione suggerisce di non mandare le nostre imbarcazioni a pescare in quel tratto di canale di Sicilia. Si può fare altro. Entro luglio si rinnovano le missioni all'estero. Il Parlamento italiano dovrà procedere a rinnovare queste missioni, tra cui quella con la Libia, la mia SIT. Si parla di circa 60 milioni di euro, si parla della consegna di mezzi militari, tra cui una vedetta nuova di Zecca. Il ministro protenda che in questo accordo entrino di diritto la difesa degli interessi della pesca siciliana e dei pescatori siciliani. Questo serve, non certo non mandare le nostre imbarcazioni a lavorare. Il governo Musumeci è a sostegno della marineria siciliana. Se oggi non assistiamo a dei sequestri lo si deve alla nostra azione politica, che grazie ai sottosegretari alla difesa, l'onorevole Mulè e la senatrice Pucciarelli,
siamo riusciti a spostare intanto la vigilanza nostra pesca in questa parte di mare. Chiediamo al governo italiano un gran lavoro di diplomazia affinché anche la nostra marineria nel Mediterraneo abbia la giusta sicurezza, ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Il sindaco andrà martedì prossimo a Roma per incontrare il ministro della difesa Lorenzo Guerini e quello dell'interno Luciana Lamorgese per un esame della situazione della marineria mazzarese, che sollecita una maggiore protezione nell'attività di pesca al largo delle coste nordafricane da parte delle nostre autorità. 4 ore di terrore, di angoscia, di fiato sospeso. Per 4 ore ho avuto paura che avessero ammazzato mio padre. Alessandro Giacalone ne parla a bordo di un peschereccio ormeggiato al porto di Mazara del Vallo. È qui che la sua famiglia lavora da 3 generazioni. Alessandro fa l'armatore come suo nonno e come suo padre Giuseppe. Al timone dell'Aliseo l'imbarcazione colpita dalle raffiche di mitra della Guardia Costiera Libica. Erano in acque internazionali, puntualizza Alessandro. Mio fratello Giacomo ricorda, è uno dei pescatori sequestrati lo scorso anno e rimasti prigionieri dei libici per 108 giorni. Non capisco cosa faccia il nostro governo per tutelarci, per difenderci. Siamo cittadini italiani anche noi, dice ancora. Giacalone, come gli altri pescatori mazzaresi, contesta l'incapacità del governo di farsi rispettare dai libici. L'Italia sta aiutando la Libia in tutti i modi possibili. Cosa riceve in cambio? Raffiche di mitra. Vogliamo essere protetti, garantiti, non vogliamo più rischiare la vita per questo lavoro. Ho subito chiamato con il telefono satellitare mio padre, ma non rispondeva. E come avrebbe potuto? L'imbarcazione stava subendo un attacco. Ero disperato, dice. Ho chiamato la Capitaneria di Porto e il Ministero degli Esteri, ma sono passate 4 interminabili ore prima che mio padre rispondesse al telefono. Mi ha raccontato che sono stati inseguiti per 2 ore e che è rimasto ferito di striscio, per fortuna, ma un proiettile avrebbe potuto bucargli la testa. E finalmente, stamane, l'Aliseo è ritornato a casa nella sua Mazara del Vallo, su quella barca, come già aveva anticipato lo stesso Alessandro, i segni dell'assalto, gli occhi di chi ha avuto paura. Ad Agrigento, dopo il primo ritrovamento alcune settimane fa, altri 4 telefonini cellulari sono stati scoperti e sequestrati all'interno dell'area di alta sicurezza del carcere Pasquale di Lorenzo. I telefoni, tra cui anche uno smartphone con videocamere e applicazioni per i social network, sono stati nascosti nelle celle di detenzione ed un ispettore si è accorto dei movimenti anomali di alcuni detenuti, fiutando che nascondessero dei cellulari. Mafia 43 anni fa, Cinisi. L'uccisione di Peppino Impastato. Dalle frequenze della sua radio Out denunciava apertamente mafia e politica collusa. C'è il servizio. Un corteo di anime virtuale per ricordare Peppino Impastato, quello che ha riscosso grande successo in tutta Italia, dimostrando l'attaccamento del paese a quell'indimenticato eroe siciliano che affrontò il boss dei 2 mondi con la sola arma della cultura. Sono le parole di Gian Giacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi e promotore dell'evento. Un anniversario, quello che ricorrerà domani, 9 maggio, limitato ancora una volta alle ristrettezze imposte dal Covid, ma che di certo appare già immenso e carico di significato. Amici di Peppino, esponenti della società civile, della politica, ma anche del mondo della cultura e dello spettacolo, si sono uniti idealmente inviando da tutte le regioni italiane una propria foto con la scritta «La mafia è una montagna di merda». Quella frase che fa eco alla vita dei giusti, dei puri di cuore, una frase divenuta stile di vita, capacità di discernimento del bene e del male. Più di 200 sindaci hanno aderito all'iniziativa, dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che diffonderà le immagini del corteo nei siti ufficiali del comune, al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, al sindaco di Siracusa Francesco Italia e tanti altri che hanno accolto con sincero entusiasmo la partecipazione al corteo virtuale. Sorprendente la partecipazione spontanea di numerosi artisti che hanno da subito inviato l'adesione all'iniziativa, afferma il primo cittadino Gian Giacomo Palazzolo. Da Ficarra e Picona, di Alessandro Gasman, da Maria Grazia Cucinotta a Nino Frassica, così come tantissimi anche i giornalisti, da Massimo Giletti a Stefania Petix a Rita della Chiesa. Lui per primo se ne sarebbe preso gioco, irridente e ribelle, avrebbe liquidato con una battuta chi solo per un istante avesse provato ad additarlo come simbolo. Nella sua fine e in tutto quel che è accaduto dopo, Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978, è un emblema della
Sicilia migliore. La sua militanza racconta le energie politiche di un'isola né suddita né sovrana, capace però di coltivare l'utopia e di sbracciarsi perché non resti un sogno, di affondare le mani nelle contraddizioni per additarle agli occhi dei distratti, dei conniventi, dei complici. Il suo ricordo, coltivato con la tenacia degli affetti di chi gli è sopravvissuto, è un happening, né mesto né gioioso, che negli anni ha trasformato Cinisi, il suo paese, anch'esso purtroppo ristretto dal Covid-19. La sua lezione più grande è che la servitù mafiosa si spezza in famiglia, disonorando i padri se vanno a braccetto con i padrini, trascinandosi dietro nell'emozione dell'amore una madre che dopo la sua morte è diventata la maschera dell'attesa di giustizia, implacabile nella sua mitezza, e poi il fratello, la cognata, i nipoti, gli amici di un tempo e quelli che pur non avendolo conosciuto hanno preteso in mezzo a depistaggi e insabbiamenti, opera dei compari in divisa di Tontano Badalamenti, che si arrivasse alla verità. Fu il boss a volerlo morto, simulando la disgrazia occorsa a uno sprovveduto attentore intento a piazzare un ordigno sui binari della ferrovia. Ma nel cono d'ombra della tragica fine di Aldo Moro, intorno al cadavere di Peppino Impastato, fu apparecchiata una messa in scena necessaria al capomafia di Cinisi, i compagni trattati come potenziali complici, la pietra insanguinata con cui gli assassini lo avevano stordito, ignorata, il dettaglio delle mani intatte, trascurato, la tenacia della sua famiglia, dei compagni di democrazia proletaria, pezzo dopo pezzo, ha ristabilito la verità su un delitto che è un omicidio contro la parola, scritta, urlata, vergata sui cartelli, pronunciata ai microfoni di Radio Out. Un giornalista postumo. La battaglia continua per dare un bollo di sentenza alla responsabilità di chi rese facile il lavoro degli assassini per tenere in vita a casa memoria l'abitazione della madre, diventata lo scrigno che ne custodisce la storia. Un film, il film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, non una biografia in senso stretto, racconta proprio l'uomo, le sue passioni e la sua fine. Rivederlo è sempre riconciliarsi con i no che la Sicilia è ancora in grado di esprimere e con il prezzo che è disposta a pagare perché Peppino Impastato non sia soltanto un simbolo, ma un esempio, come l'ultimo romanzo che Giovanni Impastato dedica a suo fratello. 6 anni di reclusione per l'accusa di bancarotta fraudolenta. I giudici della Corte d'Appello di Palermo hanno ridotto la condanna nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Burgio, 57 anni, originario di Porto Empedocle, accusato di aver fatto sparire somme per circa 50 milioni di euro dalle imprese del suo gruppo che operava nel settore della distribuzione alimentare. La sentenza è frutto di un concordato, ovvero una sorta di patteggiamento in appello proposto dal difensore, l'avvocato Carmelita Danile, con il consenso della Procura Generale. Rinunciando ad alcuni motivi di appello, la pena di 8 anni è stata ridotta. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Jacopo Mazzullo, ha inflitto 6 mesi di reclusione a Salvatore Casalicchio, 31 anni, di Raffadali. L'uomo, difeso dall'avvocato Daniela Posante, avrebbe gestito un giro di scommesse illegali nella sua sala giochi. Casalicchio è stato denunciato a seguito di un controllo indotto da una fonte confidenziale dei Carabinieri. Dall'accertamento è emerso che la piattaforma di scommesse della sala giochi non sarebbe stata riconosciuta dall'amministrazione dei monopoli di Stato. ADAS, nuovo consiglio direttivo, Antonio Marotta, eletto presidente, Arturo Cantella. Rinnovato il consiglio direttivo dell'ADAS, Associazione Donatori Autonoma Sangue di Agrigento. All'unanimità è stato eletto il signor Antonio Marotta, presidente dei membri del consiglio. La carica di tesoriere è stata affidata al signor Vullo Domenico Luca. Il vicepresidente, indicato dal presidente stesso come da statuto, è stato nominato il signor Michele Zambuto. Dallo stesso presidente viene nominato segretario il signor Giovanni Zambuto. Intanto vorrei partire facendo una premessa. Il giorno 23 di marzo del 2021 ci sono state le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione ADAS. Sono stati eletti 11 consiglieri, un revisore dei conti e 3 probiri. Quindi poi il 31 del corrente mese di marzo sono state date le cariche, quindi è stato eletto, all'unanimità, il sottoscritto Antonio Marotta, che a sua volta ha nominato nella persona del vicepresidente il dottore Michele Zambuto,
e il segretario signor Giovanni Zambuto, mentre il tesoriere è stato nominato da tutti i componenti del direttivo. L'ADAS è un'associazione di volontariato che non ha bisogno logicamente di presentazioni, perché è sul territorio da diversi anni e si è occupata sempre di solidarietà sociale e promozione alla donazione. E non solo, anche si è occupato di fare una campagna di informazione e sensibilizzazione nelle varie scuole, a partire dalle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori. Il nostro obiettivo qual è? È quello che facciamo da sempre: raccogliere sangue e portare il sangue al centro trasfusionale dell'ospedale di Agrigento. E, oltre a questo, il nuovo direttivo, composto gran parte da giovani, vuole dare un rilancio di questa associazione. Quindi il nostro intento prima di tutto è cercare di tutelare quella che è la sicurezza e la salute del donatore, perché le persone che vengono a donare non sono, a parte che sono persone sane, ma vengono a donare in un ambiente sano, dove trovano a disposizione il personale sanitario preparato e vaccinato. Parliamo anche del servizio che voi fate settimanalmente con delle emoteche che si spostano in delle piazze della nostra provincia affinché la gente vada a donare spontaneamente, un servizio sicuramente molto importante. Il nostro servizio non è legato solo alla città di Agrigento, il nostro servizio abbraccia 15 comuni dell'Agrigentino e quindi noi, attraverso le UDR mobili, che sono le autoemoteche, noi andiamo nell'Interland agrigentino, nei vari paesi dell'Agrigentino, a raccogliere il sangue che poi portiamo al centro trasfusionale dell'ospedale San Giovanni di Dio, come già avevo detto in precedenza. Il nostro compito è quello di fare la promozione, sensibilizzare principalmente i giovani, le famiglie, perché in questo momento storico è un momento critico di pandemia dove molta gente con patologie acute e croniche fanno ricorso a delle trasfusioni. E quindi in questo momento il sangue, o per paura o perché c'è stata una restrizione da parte delle autorità dello Stato, quindi ci troviamo ad avere una carenza di sangue. Quindi io vorrei invitare la gente a partecipare di più, a essere più sensibili e a donare, venire a donare il sangue per l'associazione ADAS di Agrigento. Quindi significa donare sangue, significa donare futuro, donare vita, donare salute. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Mobilitazione regionale dal titolo Facemu Scruscio contro incendi dolosi che puntualmente devastano l'ambiente. C'è il servizio. Silenzio! Noi andiamo! Piangi la terra per questo tormento. Uomini ingrati, mi lassasto sola. Urla che tremano, portate rovento. Sicilia, terra d'inferno e di dolore. Uccello russo come sangue versato. E a tutti i bagni c'è un euro da bruciato. Vieni pioggia in cielo, vieni a salvare. Bagna la mia terra, perché io voglio campare. E tu, uomo, non ne scappi. Non ne cerchi riparo. Figlio, con te parlo, che fa, non mi senti? Corri forte, corri e scappa lontano. Un fuoco ti corri appresso e non ci puoi fare niente. Corri, ma non ti basta luciato. Scappa e scingi forti le renti. Sottare mia a morire vorricato, carne abbruciata che non vale niente.
Corri figlio, corri forti e ora tu rico. Menci tu ardi, io ti malerico. Pulizia e riqualificazione del territorio, nuova iniziativa dei ragazzi della Trinacria di Agrigento. Vediamo. Un'interessante iniziativa, continua sempre l'opera volontario di ragazzi della Trinacria, oggi qui in via Cutaia. Ecco, cos'è che state facendo? Ecco, oggi diciamo che i residenti ci hanno chiesto un po' di sistemare questa scalinata, hanno comprato il materiale, ci sono delle belle anfore dove trapiantare le belle piante e quindi regalare un altro pezzettino della nostra città ai nostri concittadini. Un'azione importante. Certo, noi lo facciamo sempre con il nostro cuore, lì dove riusciamo ad arrivare sempre. Abbiamo fatto questo intervento in via Cutaia grazie all'aiuto dei B&B vicini che si sono spesi per comprare non solo le anfore che sono state molto costose, ma anche la terra, come vediamo qui, e altre cose. Come vedete oggi sono venuti molti volontari perché noi abbiamo veramente a cuore la nostra città e cerchiamo di dare un contributo come meglio possiamo e anche oggi riusciremo a trasformare nel piccolo la nostra città. Ecco, giorni fa avete collaborato anche a un'iniziativa che si è svolta a San Leone con alcuni studenti della Montalcini. Sì, siamo stati invitati per un progetto civico dalla maestra Giusia Guglia, referente dell'istituto Rita Levi Montalcini, precisamente l'istituto dell'infanzia, la scuola dell'infanzia. Abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati perché i bambini hanno capito cosa significa veramente tenere all'ambiente e queste iniziative servono appunto per dare un'educazione ambientale e civica soprattutto, perché se non puntiamo alle basi che sono i nostri fratellini, le nostre sorelline, i nostri figli, non riusciremo ad avere il cambiamento che tanto speriamo. Non mi manca, hanno bruciato i boschi, le foreste, l'aria che mi protegge, che mi veste, i fiumi, i mari hanno avvelenato, ho il cuore che non regge, si è ammalato, dice il sole alla luna, che facciamo? La nostra amica come la curiamo? Che fare si chiedono le stelle chiamando in cielo tutte le sorelle, grida un bambino, ti proteggeremo, alberi, piante, le semireremo, puliremo i fiumi, i laghi, il mare. Ti prego, terra, continua a girare. Brava! Ponte sullo stretto di Messina, Sicilia e Calabria non vogliono essere periferie d'Europa. Vediamo. Sicilia e Calabria sono stanche di essere periferia d'Europa e vogliono diventare centrali nell'area del Mediterraneo grazie ad una infrastruttura irrinunciabile, il ponte sullo stretto. L'argomento infrastrutturale è stato al centro di un incontro svoltosi a Messina, nella sede del Consorzio Autostrade Siciliane, al quale hanno preso parte il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, il presidente della regione Calabria Antonino Spirli e gli assessori regionali alle infrastrutture di Sicilia e Calabria Marco Falcone e Mimma Catalfamo. Che il governo nazionale sia d'accordo sulla realizzazione del collegamento stabile sullo stretto, io continuo a manifestare riservo perché ho qualche dubbio. Fra il dire e il fare in politica c'è di mezzo la sinistra e c'è di mezzo il Movimento 5 Stelle che in più occasioni, anche all'Assemblea regionale siciliana, si è pronunziato contro questa grande infrastruttura. Per carità, sulla via di Damasco tutti possono pentirsi, ma prima vedere cammello. Più volte abbiamo ascoltato dichiarazioni di quasi tutte le organizzazioni politiche a favore di questa infrastruttura.
devo dire che rispetto a un anno fa qualcosa sembra essere cambiata. Lasciatemi manifestare comunque diffidenza, perché dopo 130 anni di dibattito ho anche il diritto di dire che prima di credere che si voglia realizzare il ponte vorrei vedere aperto il cantiere. Io sono convinto che lo Stato debba realizzare le ferrovie veloci in Sicilia e debba completare la rete autostradale. Per quanto riguarda la regione siciliana, con il CAS sta andando avanti verso Ispica nella realizzazione del tratto autostradale da Siracusa, che era di nostra competenza. Sta aprendo e ha già aperto, triplicando la spesa, la manutenzione sulle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo. Certo, ha raccolto l'eredità di un CAS che per tanti anni è stato soltanto un'utile bottega di malaffare. La regione siciliana ha a disposizione ancora qualche risorsa messa al servizio del nostro territorio dall'Unione Europea. Quindi possiamo utilizzare una parte dei fondi strutturali apposta per investimenti. Io credo che il tema non sia quello finanziario, altrimenti andiamo assolutamente fuori binario. Abbiamo la necessità intanto di incassare la disponibilità del governo, dopodiché le risorse che arrivano dall'Europa a favore dello Stato e a favore della Sicilia e della Calabria possono consentire di integrare la spesa. Patrizia Carlozzo entra a far parte dell'Associazione Storica Cesarine Migliori Cuochi Italiani. Arturo Cantella. Un importante riconoscimento è giunto a Patrizia Carlozzo, è entrata a far parte dell'Associazione Storica Cesarine, un gruppo che riunisce le migliori cuoche e i migliori cuochi casalinghi d'Italia. Un importante riconoscimento quello che Patrizia ha avuto, ecco, parliamone. Io sono lusingata e sono molto felice di far parte adesso anche del gruppo di questa associazione Cuochi Cesarine, che è proprio un'associazione storica delle cuoche, delle migliori cuoche e cuochi casalinghi d'Italia. Loro sono anche una comunità diffusa slow food, quindi vanno comunque alla ricerca e alla salvaguardia delle tradizioni e delle ricette e dei piatti tradizionali d'Italia e quindi anche regionali. Quindi infatti gli ospiti che vanno nelle case delle Cesarine, oltre a cucinare con loro, quindi cucinare piatti tipici della tradizione siciliana e italiana, vanno anche nei mercati oppure nelle cantine o nei caseifici, proprio per andare alla ricerca delle nicchie, ecco, dei prodotti migliori della nostra Sicilia. Un importante riconoscimento che arriva anche a testimonianza di un impegno negli anni che lei ha avuto nel settore enogastronomico, con particolari ricerche verso le tradizioni siciliane. Sì, questo infatti io sono sempre stata appassionata della cucina e sin da piccola mi sono affiancata alle nonne, a mia mamma e alle zie, che comunque ricordavano questi piatti tradizionali di una volta, e io e tutt'oggi vado alla ricerca di questi piatti della tradizione. Ne posso dire qualcuno, ad esempio la zuppa di seppie di Siculiana, oppure il macco di fave di Raffadali, oppure ancora, andando più nell'entroterra, il pitirri di San Biagio Platani, che non è altro che una zuppa di semola di grano duro arricchita con delle erbette, con delle verdure come il finocchietto ad esempio, oppure delle cicoriette, oppure ancora a San Biagio Platani i cugiura, che non sono altro che i pupi cullova, cioè praticamente questo piatto, questa ricetta tradizionale del periodo della Pasqua, come anche il tagano di Aragona. Il post pandemia come sarà in un momento in cui la ristorazione è stata ferma, anche quella casalinga?
Spero poter avere più ospiti possibili e poter far conoscere la nostra bella tradizione siciliana enogastronomica anche in America, in Germania, in Australia, avendo naturalmente ospitando naturalmente a casa qui da me questi ospiti, questi turisti stranieri. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.